fischia adesso, è cominciato ufficialmente il primo pallone ai Medilav. Ancora Pizzoni, stavolta l'apertura per Sudas c'è, può anche arrivare il cross, teso in mezzo alla Garesta lì, si duella, c'è anche il tentativo, Murato, ci ha provato Murgia, scivolone, allora può provare a farsi pericolosa la squadra di Muppet, vuole fare tutto da solo, conclusione poi abbastanza facile per Azzeni. Questa è l'idea, non era male, sulla seconda palla c'è Piras a tenere con l'attacco, buona sterzata, può guardare anche la porta, la cerca, tutto facile per Azzeni. Bene, coraggio per andare a prendersi la vittoria, alla tre quarti difficile come cross. Grandulli, 1 contro 1 con Sudas, c'è anche il raddoppio pronto di Argiolas, Grandulli li fa fuori entrambi, poi cerca il destro e picchia la traversa, si resta 0-0. Murgia con quasi lo scivolone, però resta in piedi e allora calcia, chiude tanto con il destro, non inquadra la porta, anche perché magari tenta il tiro, sicuramente mette il giro, Sata attento, poi lo russo aggancia, obbligato a uscire dall'area, spinge allora sulla destra dove ci ha provato un paio di volte nel primo tempo, dove il pallone arriva, solito duello con Sudas, lì scivola Sudas, Grandulli tutto buono, Grandulli, Azzeni si oppone, di prima, Meloni in mezzo, Azzeni liscia, rimedia, non in 2 ma in 3 tempi, e allora neanche i media sono riusciti a trovare il gol ed è per questo che al termine del secondo tempo non termina questa finale, si va ai calci di rigore. Alla tua destra, Mariano! 1-0 Muppet, le azioni che verranno subito alla fine, Murgia, parato, anzi no, quasi Sacca, e Parazzoni, e dopo Sudas contro Sata, Sudas spiazza Sata, avanti Medilav, collo preciso, spiazzato Azzeni, parata di Sata e siamo di nuovo pari, 2-2. Palo rete con la fortuna anche, la partita a battagliare in campo adesso dal dischetto, palo, l'errore di Muppet, ma questo non può prenderlo, lo russo regala la vittoria del 33esimo campionato interprovinciale Liberto CAM della categoria over ai Medilav, che oggi hanno fatto di più, hanno giocato di più,